Erano in centinaia, almeno 500, a far sentire la loro voce per le vie del capoluogo. Studenti dei principali istituti di Belluno che hanno rinunciato alle navette che dalla stazione le avrebbe portate a scuola per protestare contro il caro trasporti. La provincia di Belluno è una provincia molto grande e gli studenti vanno a scuola principalmente nel capoluogo, ad Agordo o a Feltre. Per cui scuole come il liceo classico, che ci sono solo in capoluogo o a Feltre, gli studenti di Agordo devono prendere la corriera per venire e quindi quello delle corriere è un problema veramente molto sentito. In un paio d'anni il costo degli abbonamenti per gli studenti è schizzato alle stelle. Fino al 2010, con l'unico studenti, un ragazzo pagava 230 euro per raggiungere la scuola da ogni angolo della provincia. Oggi c'è chi arriva a pagare oltre 500 euro di abbonamento, a cui vanno aggiunti i soldi per le navette, gratuite fino a 2 anni fa. 138 euro per andare dalla stazione alle scuole più lontane, come ragioneria o magistrali. Una protesta che ha però coinvolto tutti gli istituti. Non essendo un problema in questo caso dell'Itti-Segato di Belluno, la nostra è puramente una solidarietà, perché il prezzo dei trasporti è aumentato in una maniera sconsiderevole. Soprattutto quello su cui puntiamo principalmente far notare è appunto il prezzo delle navette. La Scure d'Italia Trasporto Pubblico si sta battendo su tutta la regione. A Padova, per esempio, è stato tolto il biglietto unico fra il treno e l'autobus per gli studenti che abitavano in provincia, che avevano una scuola lontana dalla stazione. Nella provincia di Venezia i trasporti sono stati tagliati in maniera fortissima, infatti sono state sospese moltissime corriere nel Milanese e quindi la situazione non è difficile solo a Belluno, è difficile in tutta una regione. I ragazzi torneranno in piazza l'11 ottobre. Nel frattempo sono già partiti i contatti con i consiglieri comunali del capoluogo per chiedere un intervento della politica sulla questione. Abbiamo approfittato anche della simpatia di alcuni gruppi consigliari con cui siamo andati a parlare, sono molto sensibili in merito al tema e quindi siamo molto contenti. Adesso procederemo chiamandoli tutti e poi portando all'ordine del giorno del comune una proposta che discuta proprio di questo tema.